A Mestre gli attacchi al tram in Viale San Marco fanno paura. 3 raid notturni consecutivi, di cui uno doppio, più o meno alla stessa ora, tra le 22 e le 23, e soprattutto alla stessa fermata, Boerio. Non un semplice lancio di sassi, come all'inizio si era pensato, ma di biglie scagliate come proiettili con una forza tale da forare i finestrini. Tra i dipendenti ACTV che conducono i mezzi la tensione è fortissima. Non si tratta di qualcuno che sta tirando delle pietre. No, escludo il lancio di sassi perché il foro non presenta un lancio casuale di sassi, ma è una cosa mirata nella cabina del conducente. Voi avete proprio questo sospetto tremendo, vale a dire che chi tira queste biglie, chi spara, sta mirando al conducente? Sì, lo dimostrano anche i fori che la prima sera a 1 metro dalla testa del conducente, all'altezza ovviamente tra la spalla e il capo, la seconda sera un vano passeggeri, la terza sera 2 veicoli altezza all'interno della cabina, il quale ci sono padri e madri di famiglia, ci sono colleghi sia uomini che donne a bordo. Uomini e donne che ora non lavorano più serenamente quando si passa in Viale San Marco e ci si ferma lì per istanti che appaiono interminabili, col pensiero che il cecchino sia nascosto, pronto a colpire ancora. A Marghera, alcuni anni fa, atti vandalici, per i quali era stata poi individuata una baby gang, avevano provocato la sospensione temporanea di una fermata per motivi di ordine pubblico. La fermata seguente veniva presidiata dalle forze dell'ordine. Ho chiamato i colleghi, ci siamo sentiti, la paura ovviamente, non ci nascondiamo, è molta. E se dovesse essere, chiediamo anche all'assessore della municipalità e del comune della città metropolitana che intervenga per tutelare in primis le figure nostre dei conducenti e anche la sicurezza dei passeggeri. Poteva finire molto male. Penso proprio di sì, perché se ti prende una biglia di ferro in testa o di acciaio o di ceramica, tanto bene non può farti.